Gli spaventosi rincari di energia, gas, materie prime ed altre commodity, la scarsità di materiali, tutto ciò pesa sui costi e investimenti delle imprese, erode pesantemente i margini, al punto che si paventa il rischio di una riduzione della produzione di molte aziende manifatturiere. Una su 4 a questi livelli di prezzo, se il conflitto durerà oltre i prossimi 3 mesi, rischierà di chiudere o di fermarsi. Sono parole tutt'altro che di circostanza quelle che il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, pronuncia all'interno della Sala dei 300, dove istituzioni e mondo delle imprese nel pomeriggio hanno incontrato la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La richiesta principale che dal cuore produttivo del Nord-Est parte alla volta di Roma è precisa. La priorità ora è mitigare gli impatti degli aumenti di prezzi su famiglie e imprese. Fissare un tetto al prezzo del gas, come chiediamo da mesi. Un settore in particolare è tra i più colpiti, quello della zootecnia. Chiediamo un aiuto concreto a queste aziende che stanno soffrendo, soprattutto produttori di latte, che stanno lavorando sotto costo. È una situazione insopportabile e si rischia la chiusura, perciò credo che sia assolutamente necessario che lo Stato sostenga in primis le aziende ma anche le famiglie che ci lavorano dentro. Caro energia che erode anche il potere d'acquisto dei consumatori, su questo si concentrano i commercianti. Un'attenzione particolare perché dopo l'estate è prevista un aumento dell'inflazione che sicuramente eroderà la capacità di spesa delle imprese, non tutte hanno un cuscinetto sul quale far fronte, perciò è importante avere poche indicazioni ma molto chiare per affrontare la situazione che ci sarà dopo la finestra estiva. Noi abbiamo lamentato un governo lontano e delle amministrazioni locali molto vicine in questi ultimi 2 anni. Ora abbiamo bisogno che il governo ci sia vicino per il lavoro, per le imprese, sia vicino con grandi progetti per il rilancio dell'Italia. L'Italia va riorganizzata. Ci sono i problemi del momento, ma anche le criticità di sempre, acuite da una fase carica di incertezze. Meno burocrazia. Togliere un po' di carte, togliere un po' di documenti che non ci servono per lavorare e più certezze. E meno tasse? Ma le tasse ormai ci siamo abituati a pagarle, sicuramente questo Stato deve stare in piedi con qualcuno che comunque paga i debiti, però è anche vero che se lo Stato ci toglie un po' di burocrazia e ci dà la possibilità di lavorare con un po' di pianificazione per i prossimi anni, questo sarebbe la cosa essenziale. Nodi economici che diventano questioni sociali, a ricordarlo a Casellati lo stesso sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto. L'obiettivo dei sindaci, che tra l'altro io ho anche l'onore di rappresentare come presidente di ANCI Veneto, quindi rappresento 585 sindaci, tutti virtuosi, ci tengo a sottolinearlo, è quello di tutelare la comunità, gli aspetti sociali, i giovani e gli anziani.